Quindi, allora, ritorniamo un po' a bomba a noi, alle questioni, ai dati, eccetera. Sostanzialmente voi adesso state cercando di valutare alcuni aspetti. Ah no, 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 fermi là che c'è un messaggio, perché sennò dopo lo perdiamo. I primi da controllare, telecamerizzare, microfonare, mettere un finanziere in ogni ufficio sono quelli che gestiscono i lavori pubblici. L'evasione fiscale è ridicola se è paragonata agli imbrogli e sprechi in tutti i lavori pubblici, specie le grandi opere. Si apre un altro versante, caldo tra l'altro. Diciamo che chi ha scritto questo messaggio ha ragione nel dire che uno ha delle fonti di... E lei entriamo nella corruzione, anche nell'ambito della corruzione, ma anche dell'evasione fiscale, è proprio questa dei lavori pubblici, il controllo sui lavori pubblici. Dopo qualcuno si lamenta perché ci sono troppe regole e troppi controlli, però purtroppo i controlli si devono fare perché forse si vede che qualche problemino ce l'abbiamo in questo paese in termini di corruzione. Hanno reso un po' tutto complicato, per cui diventa effettivamente a livello di procedurale molto complesso agire, e per gli amministratori pubblici è tutto farraginoso, quasi per alimentare la pubblica amministrazione in un sistema che si arrota in se stesso ma poi non risolve le problematiche. Adesso vedremo con gli interventi che vogliono fare, l'anticorruzione eccetera, dove agire. Perché vogliono inasprire le pene anche nell'ambito della corruzione, perché corruzione e evasione giustamente, perché non solo è questo reato è come dire un reato molto brutto, ma sono poi risorse che non vanno a chi invece rispetta le regole. Poi fondamentalmente chi salta sono le imprese che invece tendono a rispettare le regole rispetto invece a imprese che non le rispettano. Si può fare di più. Nel 2016 la Guardia di Finanza, a proposito del rapporto che abbiamo visto qualche dato prima, rispetto agli illeciti in materia di appalti pubblici ha denunciato 1.800 persone e ha oggetto di assegnazione irregolare circa 3 miliardi di euro. Quindi è vero quello che diceva il telespettatore, che è un campo dove bisogna vangare. Controllare. Qual è la città che ha recuperato meno dall'evasione? Se si è al di sotto della media regionale probabilmente sarebbe un comune da controllare meglio. Docet gli studi di settore per i privati. Allora, se parliamo di livello regionale, abbiamo detto prima che su 570 comuni nella regione Veneto solo l'8% ha fatto queste segnalazioni, o meglio, queste segnalazioni hanno prodotto un risultato, perché ci potrebbero essere anche segnalazioni che sono un po' campate nell'aria e quindi non hanno prodotto dei risultati. Però sono comunque pochi i comuni che sono, e mancano comuni importanti, per esempio delle città capoluogo non hanno riscosso niente nel 2017 e se non mi sbaglio neanche nel 2016, 15 e 14, due città capoluogo che si chiamano Rovigo e Belluno. Treviso, anche Treviso è una città capoluogo che non è presente. Come mai? Invece c'è per esempio la città capoluogo di Verona, che da anni è quella che ha deciso di mettere il naso su queste cose. Verona anche quest'anno è la città capoluogo che porta a casa più risorse, più di Venezia, per esempio. Anni fa, nel 2014, la città capoluogo più importante era Venezia, che portava a casa dei risultati. Verona da 2 o 3 anni a questa parte è la città che sta utilizzando questo strumento per portare a casa risorse importanti per il proprio bilancio. Quindi basta scorrere l'elenco, ripeto, i comuni però sono pochi purtroppo, pochi.
quindi che hanno adottato. L'obiezione più frequente qual è? Le obiezioni Eccoli più frequenti, qua teniamo, qua. grazie della regia, e teniamolo pure così magari da casa sì, questi possono anche sono guardarseli. per provincia in ordine alfabetico. Anche Padova, insomma. Sì, poi Padova ha la caratteristica che quest'anno, nel 2017, ha portato a casa pochissimo, ha portato a casa, se non mi sbaglio, intorno ai 6.000 euro, invece negli anni precedenti portava a casa Ma cifre. qui, esatto, ma allora chiedere all'amministratore nuovo, il nuovo sindaco, perché questa cosa Nel qui? 2017 chi c'era? C'era stato un passaggio forse, quindi quando ci sono i passaggi di amministrazione. Questa è una cosa che mi ha colpito, perché Padova è sempre stata una città che ha avuto 168.000 euro nel 2014. Cosa vuol dire di grandi evasori? 103.000 euro nel 2015, cala 38.000 euro nel 2016. Se magari ci mettiamo di nuovo la grafica così la possiamo vedere intanto. Sì, nel prego. 2016 e 6.000 euro appunto nel 2017. Quindi i comuni, per esempio, Volon sono stati in provincia di bravissimi. Padova, chi ha continuato a investire su questa cosa è il comune di Abignasego. Il comune di Abignasego passa da 30.000 euro nel 2014 a 65 nel 2015, 132.000 euro nel 2016 e nel 2017 94.000 euro. E Montegrotto Terme zero. Non ha portato a casa niente, invece negli anni precedenti aveva portato a casa Ma non ha portato a casa niente, facciamo l'esempio, perché non c'è più niente? Perché non è nell'elenco che ha pubblicato il Ministero. Quindi non ha svolto l'attività. Potrebbe anche aver fatto delle segnalazioni ma che non hanno prodotto dei risultati. Perché l'altra cosa è... Ecco, quindi questo un po' spieghiamo come funziona. Sì, allora, la cosa funziona così. I comuni hanno la possibilità di segnalare e hanno tutto un programma informatico in collegamento sia con l'Agenzia delle Entrate e sia con la Guardia di Finanza. Possono accedere anche delle banche dati, l'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, e possono incrociare i dati. Quando una segnalazione si dice qualificata perché tutta una serie di dati incrociati danno, diciamo, un esito positivo. Si manda quindi questa segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza oppure all'INPS, che sono loro che devono accertare il reato, ovviamente, non il comune. A quel punto questi enti pubblici fanno la verifica e vedono se effettivamente poi il contribuente, la società, l'azienda ha evaso a seconda delle cose che sono state segnalate. Perché quindi ci deve essere il fatto oggettivo da segnalare. Sì. Il comune non è che può, allora, in base alla legge, il comune non è che può fare segnalazioni su tutto, ha alcuni campi. La legge dispone che gli ambiti sui quali il comune può intervenire sono fondamentalmente il commercio, l'edilizia, quindi anche i lavori pubblici. Però i lavori pubblici ci mette in mezzo, a meno che non sia le residenze fittizie. E quindi le case che non... oppure elementi che fanno pensare a un tenore di vita elevato rispetto a proprietà di un determinato contribuente, e quindi non solo la casa ma anche la macchina con cilindrate importanti o la moto, eccetera, eccetera. Quindi anche facendo tutti questi incroci, i comuni possono segnalare, poi saranno insomma gli enti, la Guardia di Finanza, l'Agenzia devono intervenire e appurare. Esatto. Una volta controllato e appurato, allora entra in questo elenco, in questo novero. Ovviamente si fa l'accertamento nei confronti di chi ha evaso e si emette la cartella per l'evasione fiscale e si fa pagare quanto dovuto, insomma. Certo, quello che si riceve va nelle casse dello Stato.
del comune, scusate. Perché voi non siete così favorevoli, dopo che siete tentato tante vie, diciamo, in questi anni, a questa nuova possibilità? A un certo punto al tentativo che viene fatto, concordato dal governo, facciamo un abbuono generale pur di tirare su qualcosa, perché tanto le vie sono state tentate, inutile dirlo, in tutti i modi, non è che poi uno si ravvede, cioè bisogna dargli un allettamento perché forse si possa ravvedere e tirare su qualche soldo. Perché no? Di questa pace fiscale? Potrei dire che la prima obiezione è che quello che stanno parlando, adesso bisognerà vedere, è che si sta parlando di un condono per cifre inferiori al €1.000.000. Mi sembra una cifra un po' alta per aiutare chi effettivamente sta male. Cioè arrivare a un'evasione di €1.000.000 è tanto. Però per le molto. aziende, sì, però per le aziende Sì. abbiamo visto Però quello che è cos'è successo durante la crisi, che non riuscivano a... Certo, però il rischio qual è? Il rischio è quello che si verifica con ogni condono. A ogni condono c'è un'impennata dell'evasione fiscale. Perché? Perché il segnale è che i furbi alla fine ci guadagnano sempre. Quindi è l'ennesimo... No, è vero questa cosa qua, per carità, però c'è un aspetto, che il grande evasore, ma manco lo smuovi perché là resta e ha talmente tanto di nascosto, di occulto, che difficilmente o lo vai a sgominare oppure non si dichiarerà mai. Però tante volte con questi, questi piccoli condoni, il piccolo che aveva un sospeso, eccetera, che però si dice me lo sistemo, come è stato con i discorsi anche edilizi, no? Me lo metto a posto così sono tranquillo per sempre ed inizia a pagare. È quello che si vuole far venire fuori, quella piccola evasione della partita IVA della situazione, dell'attività commerciale, anziché che per carità gli si dà un tetto di un certo tipo in modo che poi possa diventare dichiarante, altrimenti non lo tirerai mai fuori e forse non abbiamo neanche le risorse per andare a tirare fuori tutta sta gente, perché vediamo i risultati di alcuni comuni dove è impossibile che non ci sia, che siano tutti santi, soprattutto in certi ambiti, no? Ma vede, O no? Cioè dico, tentar non nuoce. Questo è un tema. Ci sono molti evasori che non sono i poveri, molti evasori sono i ricchi. Ma che vengono fuori? Sì, appunto, è il rischio però di premiare sempre ripeto, di premiare sempre i soliti ma allo noti. Stato non interessa il premio, interessa ottenere i risultati, perché se a un certo punto io posso dire ti premio o non ti premio, in realtà poi c'è sempre una sanzione che però in questo caso è contenuta. Io ottengo il risultato che poi tu mi andrai a dare dei soldi e a me interessa avere dei soldi. L'importante è che ti metti in regola. Non è il discorso ti premio o non ti premio, cioè possiamo dire che la giustizia italiana nei confronti dei delinquenti in generale è premiale, perché porca miseria, uno commette un reato il giorno dopo è fuori, cioè ragazzi, più premiale di così. Se una provocazione, sì. Invece di fare la pace fiscale per gli evasori, perché non facciamo la pace fiscale per i irregolari contribuenti? Chi paga regolarmente gli diamo un premio. Sì, a questo punto non ci sarebbero neanche più i soldi per le pensioni. Leggiamo un altro messaggio. No, non vorrei che fosse una presa un po' di posizione ideologica, no, magari, perché tante volte succede questo. Stavo vedendo l'elenco e ho visto il comune di Fumane con dei dati pazzeschi. Fumane è un comune di 4.000 abitanti, pazzesco. Il comune di Fumane è uno di quei comuni che ha investito rispetto a questa lotta all'evasione fiscale, in particolare nell'evasione fiscale, da quello che mi ricordo, dell'evasione fiscale di tributi locali. Ah, di tributi locali? Dentro ci stanno anche i tributi locali. Guardate che uno dei problemi che hanno i comuni non è solamente l'evasione, quella che stavamo discutendo adesso, anche dei tributi locali. Guardate che ci sono comuni che hanno difficoltà enormi a riscuotere quanto è dovuto per Tari, IMU, ex ICI, Tari, tantissimi comuni. Ci sono comuni, come nel caso del comune di Fumane, che hanno deciso che su questo pezzo vogliono portare a casa giustamente quanto è previsto, perché fanno un bilancio di previsione, cioè i comuni decidono di fare investimenti in base alle risorse che hanno. Il 90%, 95% delle risorse che arrivano ai comuni attualmente sono tasse comunali. I trasferimenti da parte dello Stato ormai si sono ridotti all'osso. Se loro non si impegnano
a riscuotere quanto è dovuto da parte dei cittadini per quanto riguarda le tasse locali, sono comuni che hanno difficoltà. Il comune Fumane è uno di quei comuni virtuosi che ha lavorato in questo esatto. senso. E allora c'è anche la questione dei tributi locali, altro problemone. Pubblicità, poi torniamo insieme.